Buongiorno, ben ritrovati. Oggi una giornata in cui intanto voglio fare gli auguri a tutti i papà, dato che è la festa di San Giuseppe. Un San Giuseppe di cui ha parlato Papa Francesco, San Giuseppe primo custode della Chiesa in quanto custode di Maria, in un discorso in cui il nuovo Papa ci ha inviato a custodire il creato e tutte le creature del Signore. Uno dei temi insieme alla tenerezza di cui ha parlato e di cui oggi ne parlo con chi da sempre si occupa di Chiesa, di religione, ossia Maurizio Ruggero. Benvenuto, bentornato, piacere di rivederla. Intanto, visto che lei a suo tempo mi criticò dei predecessori di Papa Francesco, questo Papa è peggio degli altri. Cosa voleva che mi ripeta la domanda? Ma io le dico che lei sa che io non ho il dono della fede, quindi dico sempre non credo ma spero. Devo dire che mentre quando era Papa Ratzinger e sentivo, non si offende il collega vaticanista Raffaele Luise, fare i servizi, giravo stazione perché mi era insopportabile ed è il mio totale disinteresse. Adesso, e poi vedo anche nelle varie trasmissioni che è un messaggio che arriva da tanti, quando appena sento, immagino, sospetto che ci sia qualcosa riguardo il Papa, mi fermo e devo dire che talvolta mi commuovo. Ma guardi, forse è l'effetto anche della novità. Io credo che bisogna uscire fuori dall'aspetto sentimentale in questa materia. Beh, Ratzinger non mi ispirava sentimenti. Vabbè, ho capito, ma lei... Se non noia. Sì. Vabbè, può darsi che Ratzinger la annoiasse, però io penso che sia una caratteristica dei cattivi pastori, appunto, annoiare, nel senso che se uno dice quello che deve dire nel mondo di oggi, vede come in realtà tutti urlano dal dolore. Cioè, se anziché parlare di tenerezza, di custodia del creato, di sciocchezze di questo genere, che sono delle banalità, ma sono delle banalità assolute, Fioravanti, cioè me lo può dire anche un ambientalista, non abbiamo bisogno che lo dica Bergoglio queste cose qua. Da un pastore io mi aspetto che invece metta il dito sulle piaghe del mondo di oggi, sui peccati che ci sono nel mondo di oggi, sui crimini che vengono commessi. Non rispettare il creato non è un crimine. No, secondo me, bisogna intendersi cosa vuol dire rispettare il creato. Per esempio, torturare gli animali evidentemente no, ma utilizzare il creato... ma distruggerlo, devastarlo. Senta, ma è talmente evidente che nessuno vuole... Ma nessuno l'aveva detto però dei suoi predecessori. No, guardi, forse. che non è vero, Ratzinger, perché lei girava il canale quando vedeva Ratzinger, ma se avesse fatto più attenzione, Ratzinger era forse più ecologista di questo qua. Comunque, al di là di questi aspetti, il punto è l'aver perso su questo terreno dell'ecologismo l'aspetto della centralità dell'uomo. Cioè Dio ha dato le creature all'uomo perché se ne servisse. Per carità, però no, invece ha la mentalità invitato alla povertà, all'attenzione agli umili, ai più piccoli, ai più deboli. Sì, si è fermato lungo il percorso a baciare una persona purtroppo gravemente disabile. Sì, allora guardi, al di là di questi che sono aspetti comportamentali, purtroppo Bergoglio proviene da quella corrente particolare che si chiama teologia della liberazione. La teologia della liberazione è quella corrente cristo-marxista della... Che è comunista. Beh sì, praticamente io lo chiamo il compagno Bergoglio. Il compagno Bergoglio, che tra l'altro lavora per noi, io sono, da questo punto di vista, per quanto io sia avversario... A lei è avversario? Beh, insomma, non si può... Se uno è cattolico, cioè possiamo chiedere che un papa sia cattolico? Cioè possiamo non è cattolico? Scusi, dal 58 in avanti lei ha visto papi cattolici? Cioè dalla morte di Pio XII, lei ha visto persone che abbiamo ribadito che la Chiesa sola... Dopo Pio XII ci fu Giovanni XXIII. Benissimo, che lei non sopporta per il Concilio Vaticano II perché tolse la messa in No, non solo perché tolse la messa in latino, non solo perché poi Bergoglio si mette quei paramenti orrendi che si mette, quelle sono cose che potrebbero anche starci, anche se sono indizi di un aspetto miserabilista. E perché il Vaticano II rappresenta il 1789 della Chiesa, perché il Concilio Vaticano II ha cambiato purtroppo nel male la dottrina della Chiesa. Prima c'era la Chiesa cattolica che salvava, adesso si fa il congresso delle religioni. Prima si chiedeva che gli stati fossero cattolici. A lei non è piaciuto che ci fosse il patriarca di Costantinopoli presente questa mattina? Allora, un conto sono gli osservatori che vengono alla cerimonia, un conto è fare i raduni di Assisi come li faceva Giovanni Paolo II, come li ha fatti Ratzinger e come li farà Bergoglio sicuramente, che ne ha già fatti diversi. Il fatto che il Papa si sia rivolto per questa custodia del creato anche ai non credenti. E la linea è Giovanni XXIII, cioè a dire quella appunto che mira col Concilio Vaticano II a
avere una specie di rapporto preferenziale con quelli che non sono cattolici. Qual è il risultato di questa linea? Che i cattolici se ne sono andati e che i non cattolici non si sono convertiti. Quindi è un fallimento completo. Però, mi perdoni, pare, e mi stupisce che sia mi sembra l'Osservatore Romano a proporre questa statistica, che per quanto rispetto a questo argomento mi sembra che queste statistiche veramente siano abbastanza, non so, non trovo il verbo, demenziali, allucinate. Il gradimento del Papa è salito dal 47 al 62. Posto che fare il gradimento sul Papa mi sembra una cosa abbastanza, però mi sembra che abbia scritto l'Osservatore Romano, quindi nel sentimento italiano Ratzinger è insufficiente, 47 siamo sotto il 5. Questa crescita vuol dire un avvicinamento al cattolicesimo? No, questa crescita vuol dire che è un dato, non è un avvicinamento. Che è un dato sentimentale nell'immediato, frutto dell'immensa propaganda mediatica che si è creata attorno a Bergoglio per sostenere le idee appunto cattocomuniste, cristomarxiste, egualitariste, pauperiste, miserabiliste. Io che non sono un credente, però provo delle emozioni, non è che me le abbia indotte qualcuno. Guardi, la tragedia è che lei, le emozioni che dovrebbe provare sono quelle che dovrebbero farla convertire, non quelle sentimentali che sente. Anzi, se lei mi dice che le piace Bergoglio, è un ulteriore aggravante per Bergoglio, vuol dire che non solo non la converte, ma la lascia come è. Il fatto di piacere a delle persone che non hanno il dono della fede è un difetto. Sì, se non si convertono. Perché se lei fosse... Beh, un po' presto una settimana se mi converto. Allora, prima davo un giudizio perfetto, adesso invece diventa presto. No, è perfetto. Io dico che... Cioè, io le dico... Ho sentito tante persone dire, come me, perché ho sentito messaggi letti, di persone poco attente alla Chiesa, poco interessate alla Chiesa, al Papa e a quello che ha rappresentato, dire... E mi sono riconosciuto in questa descrizione, adesso quando vedo Bergoglio mi fermo, quando vedo ascolto, quando fermo guardo. Sentivo prima venendo una signora dicendo quando vedo Bergoglio sento parlare mi salgono le lacrime agli occhi. Bene.